capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 18. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatosi, gli disse in ebraico Rabbunì, che vuol dire maestro. Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli gli aveva detto queste cose. Signore, ti vogliamo incontrare profondamente questa mattina, come lo fece Maria Maddalena in quel giorno glorioso, il giorno della nostra vittoria, quella domenica, Signore. Signore, parla ai nostri cuori, pronuncia il nostro nome, Signore. Tocca la nostra vita e trasformala, perché così come siamo, Signore, non andiamo bene. E senza di te, Signore, non possiamo fare nulla. Ma tu toccaci, Signore, parlaci, Signore, e la nostra vita cambierà. Ti chiediamo, Signore, che la tua parola produca l'effetto per il quale tu l'hai stabilita questa mattina per noi. Aiutami, Signore, a condividere il messaggio che tu hai messo nel mio cuore. Signore, riempimi di Spirito Santo, purifica le mie labbra, apri la mia mente, Signore, perché siamo davanti alla tua parola e non alla parola di un uomo. Te lo chiediamo insieme con umiltà, nel nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen. Accomodatevi, fratelli. Maria Maddalena, questa donna che visse esperienze straordinarie dal momento in cui incontrò il Signore. Dice il Vangelo, dicono i 4 Vangeli, si parla di lei più volte, ne parla Luca, ne parla Matteo, ne parla Giovanni, che la caratteristica di questa donna dal giorno in cui incontrò il Signore fu quella di essere sempre col Signore, seguì il Signore ovunque, fu addirittura più coraggiosa dei suoi discepoli, dei 12 che avevano seguito Gesù e Gesù aveva scelto, perché la troviamo al sepolcro, la troviamo a seguire Gesù nelle sue sofferenze. Una bella caratteristica, che si possa dire di noi che abbiamo questa caratteristica, che quando ci incontrano sempre con Gesù, sempre alla presenza
di Gesù. Il Signore non obbliga nessuno a seguirlo. Questa è una cosa che abbiamo meditato insieme anche domenica scorsa. Ma chi viene toccato dalla mano di Gesù viene profondamente trasformato e diventa pressoché impossibile non seguire colui che ha cambiato la nostra vita. Noi vogliamo seguirlo, colui che ha cambiato il nostro cuore, che ha salvato la nostra anima, che ha trasformato ogni cosa. Noi vogliamo seguirlo, come faceva Maria Maddalena. Questa donna non si allontanò mai più da Gesù dopo essere stata liberata. Ma la caratteristica di questa donna è che ogni volta che il Signore si è rivolto a lei, la sua vita è cambiata in qualche modo. Ma non è una caratteristica di Maria Maddalena, in realtà è una caratteristica dell'opera di Gesù. Ogni volta che Gesù si rivolge a un cuore e quel cuore lo riceve, quel cuore cambia. Questa mattina, se apri il tuo cuore e ricevi la parola di Cristo, la tua vita cambierà. E se dici è già cambiata 10 anni fa, ho accettato Gesù come mio Salvatore, cambierà ancora. Com'è possibile che cambi ancora? Cambierà ancora. Perché Gesù ha una parola diversa dalle altre. Il tocco di Gesù trasforma i cuori e non ha qualità, non guarda la qualità delle persone, il Signore. Guarda se il cuore è pronto a ricevere il suo tocco. Maria Maddalena, ogni volta che il Signore si rivolse a lei, cambiò. Fu mutata la sua vita, fu mutato il suo cuore, cambiò il suo sentimento, cambiarono i suoi obiettivi. E lo stesso deve valere per noi questa mattina. Gesù ti sta parlando. Se tu ricevi questa parola non te la porterai a casa soltanto dicendo ho ascoltato una buona parola. Tornerai a casa cambiato. Amen. Permettiamo a Gesù di cambiarci. Qualcuno dice ma io non voglio cambiare, mi piaccio così. Ma il Signore vede cose che tu non vedi, io non vedo. E quando ci cambia in meglio. E quando ci cambia il Signore, noi vediamo l'opera di trasformazione che il Signore ha operato, noi diciamo Signore grazie che l'hai fatto. Pensavo di andare bene, ma non andavo per niente bene. Ora che tu mi hai cambiato, va molto meglio. Tu hai dato pace al mio cuore, gioia al mio cuore, tu mi hai dato lo Spirito Santo e lo vuole fare ancora questa mattina. Ci dice la scrittura che Maria Maddalena era una donna tribolata. Prima di conoscere il Signore la sua condizione non era semplicemente triste, era devastata. La situazione di Maria Maddalena, 2 volte dicono gli evangelisti che in passato lei era stata posseduta da 7 demoni. Ora, questa condizione, questo particolare ripetuto 2 volte, raccontato 2 volte, ci richiama, più volte questa cosa l'abbiamo meditata insieme, vi ricordate? Alle parole che dice Gesù quando parla dell'opera di liberazione dal cuore. Quando un cuore viene liberato è come una casa che viene resa spoglia, adorna per essere rivestita e riempita di altro, ma se quel cuore liberato non viene presto occupato da cose buone, lo spirito immondo da cui quel cuore era stato liberato va a prenderne altri 7 e ritorna, e se vede la casa libera la occupa e la condizione successiva di quel cuore è peggiore di quella precedente. Allora, quando noi leggiamo di Maria Maddalena che era posseduta da 7 demoni, ci torna in mente questo insegnamento di Gesù e ci fa capire che in qualche modo questa donna ha vissuto un passato di peccato, di errori, di possessione, di grandi travagli terribili. Forse era nel peccato, ma si trovò poi dopo in una condizione peggiore della prima.
perché era posseduta da 7 demoni. Non riusciamo a immaginare da che cosa il Signore la liberò. Però il giorno in cui incontrò Gesù, il giorno in cui il Signore le rivolse per la prima volta la parola, la sua vita cambiò. E lei da prigioniera fu resa libera. E non importa che avesse 7 demoni, non ci fu bisogno per Gesù di fare notti di preghiera, mesi di digiuno. Alla parola di Gesù quella donna fu liberata, perché Gesù prende le catene che ci legano e le spezza. Egli è l'Onnipotente. Quella donna era prigioniera e quando incontrò Gesù fu resa libera. E la parola di Gesù è la stessa, oggi potente come lo era 2000 anni fa. E questa mattina, se qualcuno riceve la parola di Gesù ed è prigioniero, sarà liberato dalla parola di Gesù, perché Egli è potente. Egli libera da ogni legame, scioglie da ogni corda, da ogni laccio, da ogni cosa che può trattenerci. E se nella mente nostra, la nostra condizione dice è troppo grave la mia condizione, forse anni prima poteva essere diverso, avevo un laccio solo, ma adesso ne ho 7 di lacci. Non importa per Gesù. Gesù è potente da liberare anche 7 lacci, 7 catene, 7 montagne, 7 prigioni, 7000. Non importa. Quando Gesù pronuncia una parola di autorità, quella parola viene obbedita. Alleluia. Amen. Questa mattina non c'è bisogno che torniamo a casa ancora peccatori. Non c'è bisogno, perché qui tra di noi c'è Gesù. Ed Egli con una parola ci dice: va, la tua fede ti ha salvato, e noi saremo liberati dal peccato e avremo la speranza della vita eterna. Saremo di Gesù e saremo liberi di seguirlo. Perché Maria Maddalena non lo seguiva prima, ma Gesù la liberò perché lei potesse camminare dietro a Gesù. E da quel giorno in avanti, quando vedevano Maria Maddalena, vedevano lì nei pressi Gesù, perché Gesù l'aveva liberata. Alleluia. Ma non solo il peccato, ma se c'è anche qualche oppressione, se c'è qualche legame, qualche vizio. Fratelli, Gesù spezza le catene. Facciamo perdere tutto il vigore al nostro cristianesimo quando ci professiamo cristiani e siamo legati da vizi che ci rendono schiavi, mentre proclamiamo un Salvatore che spezza ogni catena. Noi crediamo ancora questa mattina che Gesù libera da ogni vizio. Amen. Amen. Ogni vizio, il fumo è un vizio. E tu puoi anche dire che non riesci a liberartene, fai bene a dirlo, ma non hai bisogno di cercare in te la forza, perché c'è il liberatore tra di noi. Se è stato capace di liberare una donna posseduta da 7 demoni, non sarà capace di liberare la tua vita da ogni legame e renderti libero. Il cibo è un vizio, è un legame. Che silenzio. Col cibo ci hai beccati tutti. Ma non è così, fratelli. Quando non riusciamo a farne a meno, quando non sappiamo dire di no, è un legame, è un legame. Le abitudini che abbiamo. Se non riusciamo a vedere la domenica sportiva, che ci hanno già rovinato il campionato che l'hanno fatto a Spezzatino, è un legame. Ma Gesù ci ha reso liberi, ci rende liberi e questa mattina vuole ancora liberare. Amen. Gli smartphone
questo comportamento compulsivo, che se non riusciamo ad accendere il telefonino ogni 2 minuti andiamo in fibrillazione. Questo è un problema degli adolescenti, dei giovani e anche dei meno giovani. E anche qui ho beccato tutti. E soprattutto ho beccato tutti quelli che in questo momento hanno il telefono o in tasca o nella borsetta acceso. Perché è acceso? Siamo venuti alla presenza del Re. C'è qualcuno più importante di cui aspettiamo notizie? Siamo venuti alla presenza del Re. Perché è acceso? Perché non ce la faccio, se non do un'occhiata. Ogni tanto mi è capitato di vedere gli stati di WhatsApp di alcuni che ho visto durante il culto e lo stato di WhatsApp era nell'orario del culto. Ho detto, come hanno fatto? Io non me ne sono accorto. Hanno messo uno stato di WhatsApp e poi non c'entrava neanche col culto, durante il culto. Questa è cosa dei giovani, Un giorno un adolescente, mentre io dicevo, ma voi come fate a scrivere così veloce? Mi diceva, noi riusciamo a scrivere anche senza guardare. E io non ci credevo. E mentre lei mi parlava mi mandava un messaggio col telefonino nascosto sotto il tavolo, perché sono capaci di cose che noi non abbiamo idea. Ma molte altre cose Gesù ci rende liberi di seguirlo. Amen. Liberi di seguirlo. Come Maria Maddalena, da indemoniata, carica di peccati, carica di legami, carica di oppressione, carica di una terribile condizione, fu resa libera e non ci fu nella sua vita più nessun ostacolo che le impedisse di seguire Gesù. Segui Gesù questa mattina, dai il tuo cuore a Lui, Egli ti libera. Poi nel brano che abbiamo letto di nuovo il Signore si rivolge a lei e lei cambia di nuovo. Da donna disperata divenne donna consolata. Questa mattina, Gesù, se sei venuto qui disperato, è capace di consolarti. È capace di consolarti. Egli fa ciò che nessuno può fare. Solo Lui può asciugare le lacrime dai nostri occhi. Solo Lui è capace di portarci quella parola che è profonda, raggiunge il cuore e ristora l'anima e ci conduce per sentieri di giustizia. Non poterono gli angeli. Notate che gli angeli usarono le stesse parole di Gesù. Le stesse. Donna, perché piangi? Ma le parole degli angeli non consolarono, ma le parole di Gesù consolarono. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Solo Gesù usa parole capaci di consolare il nostro cuore. Facciamoci consolare dal Signore. No, non voglio sentire nessuno, il mio dolore è troppo grande. Facciamoci consolare dal Signore, perché se il Signore ci rivolge una parola, la nostra vita cambierà. Permettiamo al Signore di cambiare la nostra vita. Permettiamogli di consolare il nostro cuore. Nessun uomo può pronunciare parole capaci di consolare. Fossero anche l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Giovanni, ma che? Quei due erano confusi quella mattina. Non sapevano dove andare, correvano a destra, a sinistra, videro il sepolcro vuoto e tornarono a casa. Quale consolazione portarono a Maddalena, che forse andò proprio da loro per cercare una via di uscita, un po' di chiarezza. Non diedero nulla a quella donna. Le parole di quei due discepoli erano della cerchia ristretta di Gesù, non erano quelli ai margini, erano Pietro e Giovanni, erano stati con Gesù alla trasfigurazione. Le parole degli uomini non sono capaci di cambiare la nostra condizione quando siamo afflitti e disperati, ma Gesù sì, Gesù sì. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Gesù è capace di pronunciare il nostro nome, Maria. E in quel momento il cuore di Maria cambiò. In quel momento il cuore di Maria fu consolato. Fratello, sorella, amico,
questa mattina non piangere, c'è Gesù e Lui ti consola. In Apocalisse Giovanni piangeva. È scritto: io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Possa lo Spirito Santo rendermi un messaggero questa mattina, che possa dire al vostro cuore: non piangere, il leone della tribù di Giuda ha vinto, sii consolato, ti chiama per nome, non si è dimenticato di me e non si è dimenticato di voi, sa dove siamo, sa cosa proviamo, egli ci consolerà. E quando Gesù pronunciò quella parola, Maria, il cuore di Maria cambiò ed ella fu trasformata di nuovo. Alleluia, di nuovo. Egli è buono con noi. Egli ci vuole far tornare a casa con la gioia nel cuore, con la gioia, non con il pianto, perché Egli è il consolatore meraviglioso. Alleluia. E poi dice un'altra parola Gesù a Maria Maddalena e di nuovo la condizione di Maria Maddalena cambia, di nuovo. Quel giorno fu un giorno glorioso, quella domenica è la domenica che ha cambiato la storia dell'umanità, ma per Maria fu la domenica che cambiò 2 volte la sua vita. Arrivò lì disperata e il Signore con una parola la consolò. Ma quella era una donna, dice il Vangelo, che era lì seduta, si era seduta vicino al sepolcro e Gesù le diede un'altra parola e lei da seduta divenne mandata. Dice il Signore: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro. E gli darà poi l'appuntamento. Da seduta divenne mandata per una parola di Gesù. Alleluia. Questa mattina il Signore sta vedendo se siamo seduti. Sta vedendo se abbiamo chinato il capo e stiamo pensando solo alla nostra vita. Sta vedendo tutto, ma Egli con una parola cambierà la nostra condizione e noi ci alzeremo. E non ci alzeremo soltanto, ma avremo una missione. Serviremo il Signore. Saremo chiamati a fare qualcosa per il Signore. Cambia tutto. Gloria a Dio, cambia tutto. E uno dice: ma io come faccio a servire il Signore? Qui c'è una bella indicazione. Il primo servizio ai fratelli, nella Chiesa. Non andare agli altri, va da quei 2 che sono tornati indietro, Pietro e Giovanni, va da Matteo, va da Filippo, va dai miei fratelli e di loro che io sono vivente e per il mandato che io ti do, per la certezza che tu mi hai visto, tu trasmetterai loro la stessa certezza e loro crederanno che il loro Signore, il loro Salvatore è vivente. Perché quando serviamo il Signore, quel servizio è contagioso. Viene trasmesso di cuore di credente in cuore di credente, fino a quando poi si propagherà fino all'estremità della terra. E la vita di Maria cambiò di nuovo, da seduta a mandata. Fratello, sorella, se sei seduto nei tuoi problemi, nelle tue preoccupazioni, nelle tue occupazioni, nella tua vita, permetti questa mattina a Gesù di rivolgerti una parola, solo una, e la tua vita cambierà posizione, cambierà direzione, cambierà missione. Tu saprai che dovrai andare a dire a tutti che Gesù è vivente. Ah, ma io vivevo un po' per me. Faccio del mio meglio, ma Gesù ti ha detto di fare una cosa, non la farai. L'ha chiesto a te, ti ha chiamato per nome.
va dai miei fratelli, fa sapere loro che hai incontrato il vivente. Alleluia. Questa mattina il Signore con una parola è capace di fare alzare tutti quelli che non lo stanno servendo e chiamarli al suo servizio. Alleluia. Come torneremo a casa? Seduti? Si può tornare a casa anche seduti, spiritualmente. O ci rialziamo e iniziamo a correre per dire agli altri: ho incontrato il Signore, ho incontrato il Signore. Ha pronunciato una parola ed ero disperato e ora sono pieno di consolazione, perché, dice Paolo, per mezzo della grande consolazione che noi abbiamo ricevuto possiamo noi consolare gli altri. E possiamo dire: mi ero adagiato, mi ero seduto, mi ero accasciato, non avevo più direzione, non avevo più scopo, ma il Signore di nuovo ha pronunciato una parola, mi ha detto che cosa dovevo fare, una cosa semplice, ma ha cambiato la mia condizione, mi sono alzato e sono tornato a servirlo. Alleluia! Quando Gesù pronuncia una parola, cambia tutto.